Amici della pallina vulcanizzata, ben collegati con il Pallalido di Valdagno, gara 7 della seconda giornata delle finali nazionali Under 23. Sono di scena Correggio Hockey e i padroni di casa del Valdagno. Partita importante per entrambe le formazioni. 3 punti pesanti in palio. Valdagno che stamattina si è imposto 9-4 sul Giovinazzo. Andiamo a vedere insieme i protagonisti di questa partita, cominciando dal Correggio Hockey con il 10 Federico Pedroni, il 5 Riccardo Gabbi, il 7 Emanuele Pedroni, il 4 Alessio Caroli, il 3 Gabriele Olban, il 6 Tommaso Castiglioni, l'1 l'altro portiere Sebastiano Severi, l'8 Matteo Olban, il 2 Cesare Simonelli, allenatore Edu Granel. Risponde il Valdagno con il 2 Mattia Antoniazzi, il 3 Tiago Sanchez, il 4 Marco Tomba, il 6 Nicolò Crocco, il 7 Mattia Cocco, l'8 Francesco Crocco, il 9 Nicolò Vallortigara, il 12 Giuliano Giuliani, il 15 Giulio Checchetto e il 25 Giovanni Cunegatti, i 2 portieri. L'allenatore è il signor Dario Rigo. Diciamo, poi andremo a vedere anche con l'aiuto della regia magari qualche classifica o informazioni relative a questa fase finale dei campionati. Intanto ecco qua le classifiche dei 2 gironi: Braganze 9 punti, Castiglione e Viareggio 6, Seregno e Monza a 0. Nel girone B Pumas a 9 punti, Valdagno a 6, Sarzana e Giovinazzo a 3, Correggio ancora a 0 punti. Quindi è tutto ancora possibile anche per il Correggio. La classifica dei marcatori: Poletti del Viareggio con 6, Tognacca del Sarzana con 6, poi Paolo Colamaria del Giovinazzo con 5, con 4 Antonio Tagliapietra del Breganze, Emanuele Pedroni del Correggio che vediamo in pista adesso, insieme a Tiago Sanchez con 4 anche lui, poi Carrieri del Pumas con 3, di qui Giovanni che non è convocato oggi, stasera anzi, nel Valdagno con 3, Lorenzo Angeletti del Sarzana con 3, Marco Tomba Valdagno 3 anche lui, rimediati stamattina contro il Giovinazzo. È tutto pronto, Valdagno è la squadra ospite, arbitra adesso mi verrà in mente Intanto siamo partiti con vediamo intanto chi sono i quartetti base che partono per il Correggio. Pedroni in porta, l'altro Pedroni fuori, poi Gabbi e Caroli, se non vado errato, assieme a Olban, Matteo Olban numero 8. Formazione abbastanza standard per Edu Granel. Valdagno che risponde con Giulio Checchetto tra i pali, quindi una novità, normalmente il titolare è Cunegatti, Mattia Cocco, Marco Tomba, Nicolò Crocco che è il capitano e Tiago Sanchez. Riparte una specie di 3 contro 1, Marco Tomba, la risposta di Pedroni. Siamo già dall'altra parte con Pedroni, ancora Nico Crocco, Mattia Cocco dentro per Sanchez, non riesce ad andare alla deviazione vincente Tiago e il Diablito. Tanto Marco Tomba prova la conclusione, trova ben piazzato Pedroni, Gabbi dritto per dritto, Pedroni la botta, la risposta di Checchetto dall'altra parte. Partita che inizia su buoni ritmi, diciamo sono 3 punti importanti, soprattutto per Correggio, per togliere lo 0 dal tabellino, e per Valdagno per potersi confermare in testa al girone e poi giocarsela domani direttamente con i Pumas che qualche minuto fa hanno avuto la meglio su Sarzana, un 5-1 che forse è un po' bugiardo per quello che riguarda il risultato. Di fatto comunque
Puma si sono imposti con merito, abbiamo avuto il piacere di avere i due capitani intervistati. Il tentativo di Sanchez, Pedroni chiude bene il palo, poi dall'altra parte Manuele Pedroni con il 7 che si avventura da solo. Mattia Cocco la recupera su Olban, poi Sanchez fa giocare Nicolò Crocco, il capitano nella circostanza. Ancora Tomba che ci prova. La risposta di Pedroni, di Federico Pedroni, che è anche il capitano e il portiere. L'arbitro è Damiano Chiminazzo di Rosà. Ancora Olban che va a retropista, se lo cura un po' lì Marco Tomba. Lo scambio con Gabi, palla che resta lì. Sanchez che cade, e poi il gol di Marco Tomba con Sanchez a terra. Il gol del numero 4, e dunque dopo 3 minuti scarsi, 17 e 14, la sblocca Valdagno. Quarta rete in questi campionati per Tomba. Di nuovo pallina al centro, Pedroni, Gabi, ancora Olban, bene dentro, c'è Thiago Sanchez che va ad aiutare Marco Tomba. Ancora Pedroni. E poi sul secondo tentativo riparte proprio Olban, che ha un ottimo controllo nella fase di uscita, soprattutto dalla propria metà campo. Caroli dentro proprio per Olban, che gioca al centro. Valdagno pressa alto, eccolo qua. Fischia Chiminazzo, un fallo tecnico, palla che è nelle stecche ora del Correggio Hockey. Correggio con Caroli, prova ad accentrarsi Caroli, poi Sanchez è il più veloce di tutti. Thiago Sanchez la mette lì per Mattia Cocco, grande assist del Diablito, che riparte dalla propria tre quarti. Poi l'appoggio per Cocco che segue l'azione. Passa un minuto, Valdagno fa 2-0 con Cocco. e 11, sono scorsi 4 minuti dall'inizio. Valdagno avanti 2-0, le reti di Tomba e Cocco, Mattia Cocco, omonimo del giocatore di A1, vincitore di scudetti proprio su questo parquet. Ancora Pedroni, attenzione, cerca la botta da lontano per la possibile spizzata lì di Olban. Sanchez incrocia il passo e riparte, l'intercetto, ma la pallina è ancora buona, giocabile per Cocco. Poi Tomba dall'altra parte, fa il giro, lo scarico per Sanchez. Attenzione, ancora Cocco, qua rischia qualcosa questo passaggio dritto. Valdagno quasi senza ultimo uomo, attenzione. Sanchez più rapido di tutti. Tomba trova Pedroni ben appostato. Naturalmente Federico Pedroni, l'uomo di movimento, il numero 7, è in possesso palla in questo momento ed è Manuele Pedroni. C'è il raddoppio su di lui, riconquista palla Valdagno. Tomba
passa al metacampo, punta Gabbi, poi prova la conclusione deviata, ancora Valdagno, attenzione adesso Pedroni che va via per vie centrali, lo scarico per Gabbi, poi Olban, poi Caroli dalla sua tre quarti. Correggio che muove bene pallina in questa fase centrale del primo tempo. Olban chiama fuori, chiama lo schema, poi prova ad allargarsi. Ancora Gabbi. Fallo di squadra, va giù Caroli. Alessio Caroli, numero 4, il vice capitano del Correggio Hockey. Quindi sarà punizione per Correggio. Olban che prova, palla che gli esce larga sulla destra della porta difesa da Giulio Checchetto. Sanchez poi in possesso, qui prova ad andare giù, cerca l'assistenza, poi lo scarico, angolo basso per Valdagno. Sanchez dietro per Cocco, vediamo lo schema retroporta, lo scambio proprio con Thiago Sanchez. Cocco, ancora Sanchez, Tomba dalla tre quarti, la botta di Tomba qui, riparte Correggio, Caroli, va giù, terzo fallo Valdagno, 0 Correggio per quello che riguarda il conteggio dei falli di squadra. Pedroni sicuramente l'elemento che detta tempi e metodi in questa formazione. Crocco, anzi Crocco scusate, prova l'intercetto, Cocco, Sanchez, Tomba, bene Pedroni qui sul tentativo ravvicinato di Marco Tomba. Pedroni dall'altra parte, l'altro Pedroni, chiamiamolo così, tiene pallina Manuele Pedroni, poi l'errore in disimpegno di Caroli. Sanchez prova, è ancora efficace l'azione di Federico Pedroni a difendere la gabbia. 12:33, 2-0 Valdagno. C'è il cambio, fa il suo debutto in questo campionato Under 23 Francesco Crocco. Attenzione adesso, prova Pedroni, riesce anche ad andare a una pericolosa conclusione. Francesco Crocco per il fratello Nicolò. Si sta un po' caricando di falli la formazione di casa. Quarto fallo Valdagno, 12:03 da giocare. Intercetto di Nico Crocco, Tomba, lotta lì, poi alla meglio Caroli, Valdagno con Francesco Crocco per Nicolò. Sanchez, dentro, fuori Marco Tomba, dentro il Ciuppe Giuliani. Giuliani, argentino sanguanino, attenzione, prova a mettersi in proprio qui Sanchez, non va. Ancora Sanchez, Giuliani, Crocco, buona tutta di prima l'azione del Valdagno, ma Pedroni chiude l'angolo. Pallina indirizzata bene, tutta di prima l'azione, ma andiamo a rivedere lì. Riparte Valdagno da retroporta.
con Nico Crocco che cerca il numero, palla chiamata alta da Damiano Chiminazzo e quindi sarà palla Correggio. Deve andare a sistemarsi la maschera. 10:49 da giocare, Correggio 0, Valdagno 2, ma Valdagno già con 4 falli di squadra. Federico Pedroni, il portiere che è anche il capitano di questo Correggio. Attenzione intanto Olban, bene, abbiamo accennato prima, ottimo il suo controllo di pallina, sputo in uscita. Qui rischia qualcosa, trova Gabbi dall'altra parte. Riccardo Gabbi, numero 5 del Correggio. Pedroni. Poi attenzione, qui non si avvede del passaggio. Olban, la parata di Checchetto. Adesso tambureggiante l'attacco del Correggio. Valdagno che ne esce con Crocco e Giuliani. Attenzione Antoniazzi, la mette Mattia sull'assist dritto di Crocco. Nico Crocco lancia Antoniazzi, contropiede da manuale. Andiamo a rivedere, ecco qua, perfetta ripartenza in anticipo su, anticipa Pedroni, parte prima. Andiamo a rivedere anche dall'inquadratura bassa, con l'esecuzione già giù. Pedroni lo vede, trova l'angolo in alto a sinistra di Federico Pedroni. 9:44. Mattia Antoniazzi. Trova la terza marcatura. E dunque Correggio con Gabbi che riparte dal dischetto di centrocampo. Viene fischiata alta. La pallina, si dovrà ripartire dal punto di battuta. Francesco Crocco per il Ciupe Giuliani. Poi Nicolò. Mattia Antoniazzi dietro per Francesco Crocco, tiene palla, retroporta Giuliani, prova ad andare lui, poi si ferma lì, fischia Chiminazzo, pallina che era di qua della riga azzurra, da colpire sul lato destro. Ancora Francesco Crocco, scivola, colpisce a terra, ha potuto stringere un po' troppo la curva lì in area del Correggio. Tanto Caroli cerca Olban, fallo di squadra, lo commette Nico Crocco, quinto fallo. Intanto esce Nicolò Crocco e c'è la rete, gran gol di Pedroni, gol molto importante perché riporta dentro, ce ne fosse stato bisogno, siamo 8:50 alla fine del primo, riporta dentro Correggio.
Gran botta sotto al set, è imprendibile per Checchetto. Valdagno che deve ripartire dal dischetto di centrocampo. E dunque Manuele Pedroni va a tabellino in questa partita. Poi l'errore, l'incomprensione qui col Ciupe Giuliani, ci sarà infrazione di antigioco, 5 secondi. Antoniazzi, Valortigara, poi va a lottare Valortigara, la recupera lui. Francesco Crocco, dall'altra parte Antoniazzi, chiude bene Gabbi, provato Valortigara, ma tanto impreciso il rilancio di Gabbi per Olban. Ancora il Ciupe Giuliani che va giù retroporta, scarico per Frank Crocco, pallinata lì poco distante dal palo sinistro di Pedroni. Antoniazzi prova l'alza e schiaccia, sigilla il suo palo Federico, niente da fare. E allora Matteo Olban per Alessio Caroli, che riesce ad accentrarsi, poi scarica ancora sul compagno, sul numero 8, che esce bene, scarica la pallina importante, 3 contro 1. Ciupe Giuliani non trova la porta, il Ciupe, e allora c'è Caroli già dall'altra parte. Ancora Olban, diciamo che è dotato di ottima tecnica, soprattutto in fase di possesso palla. Qui Giuliano Giuliani la recupera lui, poi chiama lo schema Valortigara, la deviazione di Gabbi. Allora Antoniazzi retroporta con Caroli sul palo ad aiutare Pedroni. Sfaggia la pallina, un po' abbassato il baricentro della difesa del Correggio. Che gol! Girata al volo di Valortigara. Palla nel 7, tira nascosto, qui andiamo a rivedere. Si gira e la mette nel 7, trova un'ottima soluzione Nicola Valortigara. Tanto Antoniazzi fa ripartire proprio Valortigara. Pedroni è più lesto di tutti, recupera per Correggio. Infrazione di 5 e time out Correggio chiamato da Edu Granel a 5:40 dalla fine di questo primo tempo. Valdagno avanti 4-1, situazione falli 5 Valdagno, 0 Correggio. Gli altri risultati delle partite di oggi: Viareggio batte Seregno 5-1, e poi Pumas batte Correggio 4-2, Valdagno batte Giovinazzo 9-4. Scusate, qui ho Marcello Bulgarelli che è passato a salutare
a raccomandare imparzialità nel commento. Io cerco di fare del mio meglio, ho un piccolissimo conflitto di interessi quando segno il numero 4 del Valdagno, ma cerchiamo di mantenere il tutto nel più corretto stile possibile e di commentare in maniera adeguata le azioni, come ad esempio questa discesa di Caroli, che poi trova sempre l'appoggio su Olban, dotato di, come vi ho detto all'inizio, ottima tattica, soprattutto quando si tratta di uscire da situazioni complicate dalla propria metà campo. Caroli, l'intercetto di Giuliani, Antoniazzi si fa tentare dal tiro, poi palla che resta lì, ritorna Olban e ci pensa lui a riportare su pallina, un po' la parte del playmaker in questo Correggio, anche se a mio modo di vedere il vero faro è questo numero 7, Pedroni. Attenzione, perde palla il Ciupe proprio su Pedroni, insistito dribbling, poi in accelerazione Ciupe Giuliani con il casco, ha cercato il 7 Giuliani, va giù Caroli, fischia Chiminazzo, sesto fallo Valdagno. Attenzione, veramente carico di falli, formazione di casa. Il Correggio sta spingendo per riaprire, si potesse chiamare chiusa ora la partita, ma comunque per rimontare. Antoniazzi, sotto il fallo lo subisce lui, primo fallo del Correggio, 6-1 la situazione. Valdagno ancora con il Ciupe Giuliani, prova l'assist il Ciupe, nessuno riesce ad andare alla deviazione, attenta in questa situazione la difesa del Correggio. Ancora Caroli, Gabbi in mezzo a due, ancora su la palla, la buca d'angolo, poi Pedroni, la finta di Pedroni che può caricare il tiro, la palla che viene stoppata dalla difesa valdagnese. Nicolò Vallortigara, Ciupe Giuliani, prova ad andare lui, va retroporta Frank Crocco, Francesco Crocco che fa un gran gioco anche senza pallina. Intanto ancora Pedroni, Pedroni prova ad accentrarsi, Mattia Antoniazzi, un altro Mattia, sono due nel Valdagno. Al cancelletto c'è Marco Tomba, e allora ancora la formazione di casa. Attenzione, Antoniazzi, Vallortigara, poi palla che rimane lì, Olban con l'aiuto di Pedroni cerca di sorprendere Checchetto, Vallortigara per Francesco Crocco, poi ancora Vallortigara, dentro intanto Marco Tomba va a rifiattare il Ciupe Giuliani. Ancora Marco Tomba nella sua tre quarti, prova ad andare a puntare, poi retroporta Antoniazzi. Meglio che sta decisamente gestendo la situazione. Il gol di Francesco Crocco sull'assist di Nicolò Vallortigara, un po' colpevolmente lasciato lì da solo al centro, non difende il centro in questa circostanza Correggio, e qui
dico una cosa ovvia, non di parte. La difesa del centro spesso rappresenta un momento importante. Attenzione intanto, subito Gabbi che prova ad andare lì. Francesco Crocco lo ferma Pedroni. Marco Tomba. Pedroni ancora gestisce per Caroli. Palla che finisce in curva nord. Qualche gradino più su, eccola qua. E ritorna in campo. Ultimi 40 secondi di questo primo tempo, Valdagno avanti 5-1. Tomba, Cocco, Antoniazzi, Vallortigara e Francesco Crocco. 5 marcatori per il Correggio. Il gol del 3-1 è di Pedroni. Gran bel gol, sta affilata sotto il set. Ancora Pedroni. Può andare a gestire fino all'ultimo, può andare all'ultimo tiro. Formazione del Correggio. Olban dietro per Caroli. Fallo di squadra. Uno dei più attivi della sua formazione. Alessio Caroli, vice capitano. Capitano di movimento, chiamiamolo così. Olban, la finta di Olban. Può metterla lì. Finisce il primo tempo con Valdagno avanti 5-1. Rimane in panchina la formazione di Dario Rigo. Vi ricordiamo le reti: Tomba, Cocco e Antoniazzi per il 3-0, poi Pedroni 3-1, Nicola Vallortigara, Francesco Crocco. Si conclude così il primo tempo, a risentirci tra qualche minuto, sempre in diretta qui dal Palalido di Valdagno.
Ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno. Secondo tempo di Correggio Valdagno, primo tempo 5-1 per i padroni di casa. Andiamo a vedere come ripartono le due formazioni, cominciando naturalmente dagli ospiti. Intanto c'è Marco Tomba che prova la risposta di Pedroni. Ora Correggio con Pedroni in porta, poi c'è con il numero 8 Olban, questo è Gabbi, l'altro Pedroni, e poi c'è il numero 2 che è Cesare Simonelli, in questo momento schierato. Valdagno che risponde con Giulio Checchetto tra i pali, Tiago Sanchez, Nicolò Crocco, Marco Tomba e Mattia Cocco. Eccolo qui, Pedroni prova, stoppato al momento della conclusione. Valdagno che gioca quasi un 2-2 con Cocco in ripartenza. Tomba retroporta per Mattia Cocco. Ancora Cocco con Pedroni, scambia Mattia Cocco, poi è Gabbi il più veloce di tutti per vie centrali, prova la conclusione, stoppato da Crocco, c'è la spinta. Gabbi, fallo di squadra, secondo fallo per Correggio. Sanchez, Tiago chiama lo schema Cocco, ancora Sanchez, Mattia Cocco, Tiago e il Diablito con la maglia numero 3. Poi Cocco cerca Tomba che deve trovare l'appoggio retroporta per Nicolò Crocco. Adesso è Marco Tomba retroporta, vediamo la scelta. Ha cercato di sorprendere Pedroni, non si è fatto pregare, poi Pedroni, arriva una pallina bassa, Olban va alla conclusione. Olban schizza fra palo e traversa, prende il 7 ed esce la pallina. La palla 2 ha toccato il soffitto. Nico Crocco su Olban, che è il più bravo di tutti a uscire dalla propria metà campo. Scadono però i 5. Devono ripartire in zona d'attacco per Valdagno. Ricomincia a scorrere adesso il cronometro. Marco Tomba, Sanchez, una buona idea per Cocco, ancora Olban, porta fuori bene, poi non trova supporti, stop di piatto. Marco Tomba carica la botta, la risposta di Pedroni col guantone. Ancora Olban, Gabbi. Olban, attenzione ai 5 secondi. Supera la metà campo, poi Mattia Cocco che può andare da solo. Vediamo se chiamerà punizione di prima o rigore. Punizione di prima senza cartellino. Una chiara occasione da gol, intervento netto sulla stecca. Non so se possiamo rivederla, giusto per... Ecco qua, c'è l'intervento sul bastone, colpisce dritto, non si può fare. E dunque Tiago Sanchez contro Federico Pedroni.
tutto pronto. Il gol di Sanchez, tocca pallina, ha corso qualche rischio qui, toccato un po' troppo forte. 16-34, Thiago Sanchez. Sesta rete per la formazione di casa su punizione di prima. Poi prova Simonelli a servire Gabbi. Sanchez che si prende un po' di tempo, salta Gabbi, tomba per Niccolò Crocco, bello l'assist. High five tra i due, poi l'abbraccio dei quattro di movimento del Valdagno. 2 gol in 30 secondi per la formazione di Dario Rigo. Niccolò Crocco. Pallina al centro del campo, Pedroni. Sanchez che la intercetta, Niccolò Crocco la sbroglia, ancora Sanchez, tomba Mattia Cocco, ancora Valdagno. Mamma mia, sta dilagando, 3 reti consecutive nell'arco di 1 minuto e qualcosa, tutta di prima. Andiamo a rivedere. Qua l'assist di Marco Tomba per Mattia Cocco che arriva perfetto all'appuntamento. (15:53) ancora da giocare in questo secondo tempo. Pallina che si alza, riesce l'aggancio a Marco Tomba, poi trova Mattia Antoniazzi, ma trova anche Pedroni all'appuntamento per la parata bassa. Valdagno che ha veramente impresso ancora Antoniazzi, la risposta di Pedroni. Ha impresso un ritmo negli ultimi 2 minuti, 3 reti. Intanto Caroli prova ad andare lui. Sanchez, Antoniazzi, Cocco, Tomba, va bene di prima, Cocco palo. E poi c'è il contropiede adesso, Caroli. Fallo di squadra, va Sanchez dare una mano proprio a Caroli. E per correggio adesso dentro Gabriele Olban, l'altro Olban, Gabriele. Azione Sanchez, la botta, cerca ancora proprio Olban a uscire per Pedroni che prova ad andare, la risposta Antoniazzi, Sanchez, nostri di Checchetto. Sanchez qui fa il folletto in area, si porta via tutto il correggio, attenzione, qui dimostrazione di tecnica da parte di Thiago. Va l'Ortigara, non trova lo specchio della porta ma si continua a giocare. Antoniazzi, ancora Sanchez, fuori bersaglio la conclusione del portoghese. Gabbi e Caroli adesso a gestire l'interdizione
ha fatto andare in interdizione all'intercetto Tomba, ma ancora Correggio che gestisce il gol di Gabbi. Si gira bene e trova l'angolo lontano dalla porta difesa da Checchetto. (13:08). Gabbi, Riccardo Gabbi, a tabellino anche lui assieme a Pedroni, mette la seconda rete per la formazione del Correggio, fa 8-2, che è anche la situazione dei falli, solo che i falli a carico del Valdagno sono 8, quelli di Correggio sono 2, sono anche 8 le reti del Valdagno e 2 quelle del Correggio. Adesso esce proprio Gabbi, l'autore del gol, e con il numero 8 Matteo Olban. Quindi abbiamo sia Matteo che Gabriele in pista in questo momento. Valdagno che ha sistemato Francesco Crocco in zona difesa. La recupera Valdagno con Cocco. Marco Tomba. Antoniazzi cerca il numero al volo, non va. Pedroni fa ripartire i suoi. Marco Tomba, Antoniazzi, poi non rientra la pallina e va Caroli. Si raddoppio sul portatore di palla. Antoniazzi vede Cocco, cerca di servire Tomba e riceve adesso retroporta con Gabriele Olban lì, fa dare una mano a Pedroni. Su Valdagno 2-2, alza la testa, trova l'assist su qualche rischio qui. Sto passaggio lungo, scadono i 5. Caroli per Matteo Olban. Attenzione Olban, contatto con Checchetto, tutto regolare. Cocco chiama la palla ma capisce tutto Pedroni. Ancora Pedroni, attenzione, alza e schiaccia, ma esce Cocco. Insistita azione del Correggio adesso, sempre Pedroni. Nono fallo Valdagno, si accende la luce rossa. La bomba ancora di Alessio Caroli. Non trova lo specchio della porta. Che adesso ha un po' rallentato il ritmo dopo la sfuriata nel secondo tempo. Dopo i primi 5 minuti 3 gol di fila del Valdagno in 1 minuto e qualcosa, risultato di 8-2. Antoniazzi prova ad andare. Qui si lotta corpo a corpo lì dietro la porta di Pedroni. Francesco Crocco. Marco Tomba cerca il palo lontano, non lo trova, poi torna in pressione su Pedroni. Valdagno uomo adesso 1 contro 1. Correggio, Caroli, ancora lui, la mette lì, grande assist dentro per Gabriele Olban e gol Correggio.
Gabriele Olban, bello l'assist dentro per lui, lavorata molto bene la pallina da Caroli. E Correggio che riparte proprio con Matteo Olban, invece uno dei più rapidi a gestire. Mattia Cocco tomba, ancora Cocco, tomba che punta Pedroni, doppio tentativo, non va. Pedroni la recupera lui, testa bassa, non trova appoggio però, e allora Crocco tomba al volo, fuori misura. Ancora il Correggio che riparte con Caroli. Alessio Caroli, c'è il contrasto. Dietro Gabriele Olban. Non riesce l'intercetto a tomba. Francesco Crocco. Trova spazi al centro Antoniazzi. Fallo di squadra, quarto fallo a Correggio. Adesso esce Gabriele Olban, dentro rientra Gabbi, l'autore della seconda rete correggese. C'è da asciugare una strisciata qui, come che è finito a terra. Il parquet valdagnese può risultare insidioso, molto umido, la giornata è molto umida. Riparte il cronometro, 8 minuti da giocare in questo secondo tempo. Valdagno avanti 8-3. Marco Tomba retroporta per Vallortigara. E poi Sanchez che è rientrato il Diablito. Mattia Cocco rischia qualcosa qui sull'attacco proprio di Olban. Qui agganciato di brutto Vallortigara, fischia fallo di squadra, chi minazza. Ancora Vallortigara per Sanchez, c'è il passo Diablito, era buona l'idea per Mattia Cocco che però non trova lo specchio della porta. Attenzione Caroli. E poi Gabbi dall'altra parte. Questo è capace di un'ottima girata qui, tomba in contrasto proprio su Caroli. Ruba palla, restituisce a Cocco che poi va via. La retroporta Mattia Cocco. Lotta con Olban. Colpisce a terra, sarà palla Correggio. Gabbi, Caroli, supera la metà campo ora. Attenzione Caroli, prova, insistita azione Alessio Caroli, poi arriva Thiago Sanchez. Marco Tomba cerca il numero, non trova la porta.
scusate. Thiago Sanchez che riparte. Scusate, nella diretta possono capitare anche queste cose. Sanchez, anzi Olban, che dà ancora prova della sua tecnica individuale. Pedroni largo, Tomba che reimposta, supera la metà campo, l'intercetto proprio di Pedroni che vede Olban libero lì, lo serve. Olban, Caroli, prova la conclusione Caroli, doppia risposta dall'altra parte, ci ha provato Tomba, la risposta di Pedroni. Risponde ancora Pedroni sul tentativo di Marco Tomba. Risponde presente il portiere del Correggio. E anche il capitano. Intanto Sanchez riparte per le vie centrali, prova a fare tutto lui, la mette lì ma c'è Simonelli in uscita. Non riesce bene il controllo e allora Crocco, ancora Pedroni a dire di no. Tanto 4:17 ancora da giocare. Riparte Caroli, la botta di Caroli centrale, poi scusate era Gabbi, la riprende Caroli. Ora Caroli, guadagno con Nico Crocco, Thiago Sanchez, tentativo di Antoniazzi. Ancora Sanchez, prova lì, Pedroni, Simonelli la recupera sulla respinta di Checchetto, sotto gamba Crocco che può ripartire. Antoniazzi adesso rischia di innescare, anzi innesca Caroli, poi Pedroni, ancora Crocco per Vallortigara. Sanchez cerca l'alza e schiaccia Sanchez, Pedroni si distende sulla linea di porta, dice di no. E qui adesso Sanchez tunnel su Gabbi, ancora Valdagno a farci la pallina con Thiago Sanchez, 2:40 da giocare, la traversa, stavolta a dire di no alla formazione di casa, poi sarà palla a 2, time out chiesto da Edu Granella. 2:32 ancora da giocare. Quadrato Dario Rigo,
spiegare qualcosa ai suoi. Panchina Cunegatti, Ciuppe Giuliani, Francesco Crocco, Mattia Cocco e Marco Tomba. Tanto si ricomincia a giocare per questi ultimi minuto e 53 secondi. Caroli e Crocco, la riconquista Thiago Sanchez. Ancora Valdagno, gestione pallina con Mattia Cocco, Sanchez. Poi Gabbi. Lo scarico per Caroli. Ancora Alessio Caroli. Poi Pedroni, attenzione, pallina che torna lì dopo la balaustra. Mattia Cocco, scusate, Mattia Antoniazzi. Poi Crocco va all'Ortigara. Antoniazzi, Pedroni che si impegna 1 contro 1. La risposta di Giulio Checchetto. Palla che si ferma tra guantone e pettorina. Cominciato l'ultimo minuto scarso di gioco. Il fallo di squadra, sesto fallo, quinto fallo fischiato a Correggio. Crocco per Sanchez che prova a migliorare il suo score, cerca l'alza e schiaccia, non va. Pedroni che fa buona guardia, ultimi 32 secondi. La riconquista Crocco per Antoniazzi, Sanchez all'Ortigara, riesce a mandarla alta. Ultimi 19 secondi e mezzo. La sparacchia lì Correggio, Sanchez per la risposta ancora di Thiago Sanchez. Ultimo secondo, finisce qua. Finisce qui la partita tra Correggio e Valdagno. Valdagno porta a casa 8-3. Andiamo a rivedere i marcatori. Nel primo tempo Tomba, Cocco e Antoniazzi, poi Pedroni per il 3-1, poi Vallortigara e Francesco Crocco. Primo tempo si chiude sul 5-1. Nel secondo tempo, in 1 minuto e qualcosa, Sanchez su punizione di prima, poi Nicolò Crocco, Mattia Cocco e poi Gabbi e Olban a segnare le ultime 2 marcature per la formazione correggese. Finisce 8-3, le interviste sono a cura di Gabriele Perizzaro che è già lì in postazione.
può usare la lavagnetta. In compagnia di Nicolò Crocco al termine di una altra vittoria per voi, e domani sera vi aspetta una bellissima partita. Sì, oggi abbiamo giocato bene sia la mattina che questa sera. Per noi era importante fare risultato per il morale, far giocare tutti. Siamo una bella squadra e non vediamo l'ora di giocarcela domani per il primo posto nel girone, che è importante per fare una partita in meno e riposare un po' di più, diciamo. Sì, appunto, solo vittorie per voi, anche questa sera un 8-3 contro un buon Correggio. Avete avuto il pallino del gioco in mano per tutta la partita, è un po' anche una vostra caratteristica, vedendo anche chi sono i due vostri registi, tu, Giuliani, Sanchez. Sì, noi siamo consapevoli, diciamo, della squadra che abbiamo, ma diciamo, come ho anche detto stamattina all'intervista, il bello è che non puntiamo sui singoli e cerchiamo sempre di creare gioco di squadra. Anche oggi proviamo a fare gli schemi, anche perché ci siamo allenati poco insieme durante l'anno per provare questi schemi, e quindi per noi queste partite sono anche un'occasione per amalgamarci un po' e arrivare alla fine meglio di come abbiamo cominciato. Grazie mille. In compagnia di Federico Pedroni al termine di una partita difficile, anche delle altre partite difficili. Questa sera il Valdagno ha avuto un po' il pallino del gioco in mano per quasi tutta la partita, in casa sua non era facile. Intanto buonasera a tutti. Sì, eravamo consapevoli di giocare contro una squadra di Serie A1, l'obiettivo era di scendere in campo concentrati e dare tutto quello che avevamo da dare. Sì, ecco, hai avuto anche tu bel da fare questa sera davanti a giocatori del genere. Cosa non è funzionato in questi giorni? Ma intanto sono tutte squadre molto ben attrezzate, ci sono giocatori che giocano in Serie A2, Serie A1 e arriviamo da un momento e da un periodo molto complicato. Abbiamo una squadra composta da ragazzi che hanno fatto finali di Serie B, Under 19, Under 17 e Serie A2. Arrivi alla fine della stagione che sei molto stanco, non è una scusa ma è la realtà. Grazie mille. Grazie. Ciao.